Ottimo il riscontro che ha avuto ieri sera al Cinema Multisala al Politeama di Palermo la prima di 1768 giorni, il documentario inedito sugli ultimi 7 anni di Totò Cuffaro. L'opera è stata prodotta dal regista Marco Gallo, agrigentino, ed è stato presentato ieri, accolto calorosamente dal pubblico presente proveniente un po' da tutta la Sicilia. Il ricavato della serata è stato devoluto all'associazione Automobil Burundi Ollus. Aiutiamo il Burundi Ollus, che servirà a far vivere e studiare i tanti bambini orfani di quella zona. Un viaggio sulla strada al quale emerge il lato umano del politico, passato dal potere al carcere fino alla sua riabilitazione, dagli anni nella militanza nella Democrazia Cristiana. Il ballo di folla che lo aveva sostenuto fino all'elezione della presidenza della regione siciliana nel 2001, quindi l'inchiesta per mafia, la rielezione nel 2026, la condanna in primo grado per favoreggiamento e le sue relative dimissioni, con la condanna definitiva a 7 anni per favoreggiamento aggravato alla mafia, e si aprono quindi le porte del carcere di Rebibbia. 4 anni e 11 mesi trascorsi nella cella, quindi la laurea in giurisprudenza, la vita in campagna, le missioni come medico volontario in Burundi, fino al rilancio della nuova Democrazia Cristiana e alla sua riabilitazione con l'estinzione dell'interdizione perpetua da pubblici uffici decisa dal Tribunale della Sorveglianza di Palermo. Tantissime le autorità presenti in sala, tra cui il presidente della regione siciliana Renato Schifani e l'ex governatore Raffaele Lombardo. È la prima volta che Cuffaro e Lombardo si mostrano insieme al pubblico, in quanto per molti anni avevano interrotto precedentemente i loro rapporti. 1768 giorni di carcere, di sofferenza ma anche di speranza. L'idea è venuta a questo giovane regista agrigentino Marco Gallo. All'inizio per la verità ero molto restio, poi la sua caparbietà e la sua qualità mi hanno convinto, mi ha seguito per quasi 8 anni, da quando sono uscito dal carcere, è venuto con me persino in Burundi a riprendere le scene in diretta dell'Africa e delle cose che facciamo, e oggi dopo 8 anni c'è questa prima che credo vada onorata per il lavoro e il sacrificio che ha fatto questo giovane che voglio ringraziare. L'idea di raccontare una storia, così per com'è, con le parti negative e con le parti positive, senza nascondere i problemi e soprattutto senza infingimenti, senza ammettendo le responsabilità della mia vita politica e sociale, ma guardando a un progetto di futuro e di speranza che è quello che ha seguito gli anni del carcere e del post carcere, sofferenza e speranza. Qual è il messaggio che volete lanciare? Ma il messaggio che io voglio dare a questo film, poi ognuno ne darà tanti altri, è che dentro le carceri ci sono delle persone con la loro storia, che il carcere non è storia di corpi, è storia di anime. E le anime hanno diritto, se lo vogliono, se seguono un processo di rieducazione e di risocializzazione, a tornare a una vita normale nella società e nelle proprie famiglie. Il messaggio che penso di dare è che, pur avendo scontato i miei errori con sofferenza e con speranza, credo che sia giusto che io non torni mai più a una politica attiva da candidato, lo ribadisco, e che comunque, se le mie responsabilità possono essere in qualche modo lenite, ho scelto di farlo aiutando le persone che più hanno bisogno, i più umili, e ho trovato nel Burundi, che è il paese più povero del mondo, tanti giovani, tanti anziani e tanti bambini che hanno bisogno, che non è vero che sono io a portare speranza a loro, sono loro che tutte le volte che ci vado arricchiscono la mia storia di una grande umanità e di una grande speranza. Qual è il momento più significativo di questi 1768 giorni che lei racconta? Beh, posso dire che quello che più mi ha toccato profondamente, perché io ho visto il film soltanto qualche giorno fa, è quando sono stato ho partecipato alla tumulazione di mio padre, perché non mi avevano fatto partecipare al funerale, e ho ricordato, lontano dal tempo in cui è successa una storia che mi ha profondamente toccato e che mi inghioda le mie responsabilità, perché tutte le volte che mio padre
mi cercava perché c'era qualcosa da fare insieme a lui, ero sempre impegnato, e poi invece quando avrei voluto essere con lui per raccogliere il testimone di una vita non ci sono potuto essere. Non me la prendo con gli altri, non me la prendo con l'istituzione, me la prendo con me stesso, che non ho saputo coltivare al momento opportuno i veri valori e dare loro la priorità che meritavano. Raffadali che ruolo gioca in questa sua storia? Raffadali è un paese dove lei è particolarmente amato. Dove sono cresciuto, dove ci sono i miei genitori da vive, ora anche da morte, la mia infanzia, dove c'è la mia famiglia, è il paese è tutto, è la tua storia, la tua vita, è quello che ti porti dietro, non soltanto di ricordi ma anche di progetti, quindi per ognuno il proprio paese è quanto di più importante e di storico possa essere. Domenica lei ha partecipato al memorial su Angelo Cuffaro, sì, è stato un bel momento, no? Ho partecipato a un memorial di calcio facendo una partita di calcio alla mia età e col mio peso, con una fatica enorme, con un sacrificio enorme, era una partita del cuore, l'ho fatto per ricordare un uomo che era un grande imprenditore, che era mio zio, non ne sono pentito anche se da domenica che non riesco a camminare bene. Se potessi tornare indietro certamente continuerei a fare politica, che è stata credo la parte determinante della mia vicenda giudiziaria. Se io non fossi stato politico probabilmente non avrei fatto gli errori che ho fatto e non sarei andato in carcere in questo senso. Governo della regione siciliana. Sarei molto più attento, sarei molto più guardingo, probabilmente avrei potuto evitare di stringere qualche mano di troppo e magari avrei evitato qualche guaio che mi è capitato. Questo come prevenzione, però questa è una terra difficile, è una terra complicata, ma è una terra bellissima e proprio per questo merita di essere servita e merita di essere amata con tutti i rischi che questa terra ti propone. A me è successo, credo, una delle cose più belle che possa succedere a un uomo che faccia politica, rappresentare la sua gente, la sua terra eletto direttamente. Ne capisco la valenza di quanto sia importante questo, a volte mi fermo a chiedere scuse ai siciliani per gli errori che ho commesso, però è una cosa straordinariamente bella che ricorderò sempre e che spero di poter continuare a servire questa terra facendo il medico volontario in Burundi e facendo quello che posso per contribuire allo sviluppo di questa terra. Si aspettava questi numeri così alti nel progetto politico che lei sta portando avanti della nuova DC? Mi aspettavo che c'era un sentimento vero della democrazia cristiana dentro il cuore delle persone. Io l'ho soltanto solleticato e questo solleticare è venuto fuori. Sono convinto che i numeri non sono quelli delle regionali, non sono molto più alti. Quei numeri sono un po' taroccati dalla contestualità dell'elezione nazionale che ha spostato molti elettori a un voto per i partiti nazionali, noi eravamo solo un partito regionale. Nelle prossime elezioni ci sarà sicuramente un risultato migliore, ma soprattutto la democrazia cristiana c'è, cresce ogni giorno, è visibile, la gente la prende come punto di riferimento e io spero che a partire dalla Sicilia, sabato e domenica prossimo faremo il congresso nazionale e cominceremo da lì perché la democrazia cristiana possa tornare ad essere un partito di tutto il Paese. In questi giorni lei è stato impegnato nella chiusura delle liste comunali, ad Agrigento si voterà in 14 comuni, ma in Sicilia ecco quanto è importante questa presenza all'interno delle strutture comunali. Quando sia importante la democrazia cristiana dentro le istituzioni lo decideranno gli elettori. Noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo riportato un'idea nella scheda elettorale. Chiediamo agli elettori di votare per un'idea, per una scelta, per un valore e poi scegliere anche i candidati. Aver avuto la forza e il coraggio di rimettere al centro della politica non soltanto il rapporto personale, non soltanto il rapporto di interesse, non soltanto il rapporto di business, ma una scelta ideologica, perché non possono esserci partiti se non hanno una loro storia, una loro ideologia, per noi credo che sia assolutamente importante. Noi l'abbiamo fatto, i siciliani ce lo hanno riconosciuto, sono convinto che ci premieranno ancora di più e speriamo che questo possa succedere anche per gli altri partiti. Ci sarà un impegno per le europee, visto che sono alle porte ormai? Ci sarà un impegno per le europee della democrazia cristiana, ma non ci sarà
un mio impegno personale, perché ribadisco, il tempo per la mia politica attiva da candidato è finita. Capisco la responsabilità che mi porto, che la sentenza mi ha assegnato, l'ho rispettata, ma secondo me credo che sia giusto e rispettoso nei confronti dei siciliani continuare la mia passione politica a servizio della Sicilia, ma non proporre mai più la mia persona come candidato ai siciliani. Però alle europee Ci saremo come partito, ma non ci sarò io. Democrazia Cristiana in Consiglio Comunale col suo gruppo e in giunta col suo assessore stia facendo bene, ce lo riconoscono i palermitani e ce lo riconoscono gli elettori. Siamo un gruppo attivo, presente, dinamico, che segue le vicende politiche della città e soprattutto si impegna e sta risolvendo tanti problemi ed è a disposizione dei cittadini. Il mio giudizio sull'operato di Roberto Lagalla è assolutamente positivo, ma non devo essere io a dirlo, basta andare in giro per questa città, basta chiederlo alle 1500 bare che hanno trovato finalmente sepoltura, ammesso che possano rispondere, ma i loro familiari risponderanno, per capire che è un sindaco che lavora e che sta risolvendo i problemi. Il Presidente Schifani? Il Presidente Schifani sta facendo un grande lavoro, soltanto 5-6 mesi dal suo insediamento ha già approvato il bilancio in tempo, ha rinnovato i direttori della regione, ha attivato molte procedure importanti che creeranno sviluppo. Io credo che già in questi mesi il giudizio del Presidente della regione e il suo lavoro sia assolutamente positivo. Marco Gallo, il regista di Agrigento, come nasce questa idea, Marco? Ma nasce dalla curiosità di quello che scaturisce la storia di un uomo che ha rappresentato la Sicilia per 2 mandati, quindi è stata la persona, forse una delle persone più potenti che la Sicilia abbia avuto, e quindi raccontare il suo percorso, la sua vita, questa curiosità, quello che scaturiva nei confronti delle persone, quello che ha lasciato anche alla Sicilia stessa, mi ha portato ad avere questa curiosità da raccontare. Quanto lavoro ci hai messo per realizzare l'opera? Beh, ci sono voluti 7 anni perché non c'era un momento giusto per far uscire il film. Ogni anno c'era sempre un episodio che secondo me andava raccontato, quindi il viaggio in Burundi è stato forse quello più emozionante, però c'era la laurea, c'era il ritorno in politica, c'è affrontare la vita di un uomo, entrare dentro la sua storia non è stato per nulla semplice, quindi ci sono stati 7 anni di incontri, di interviste, di crescita, di un percorso molto lungo, però che è stato formativo sia per me che per il film stesso. Io non lo conoscevo personalmente prima, non ero un suo estimatore, quindi l'ho sempre visto dall'esterno, però già prima che uscisse dal carcere quello che lasciava alle persone, c'era tantissimo entusiasmo e la mia domanda è stata: ma come mai? Cioè, non è mai successo che una persona condannata per mafia poi avesse tutto questo seguito, quindi questa curiosità mi ha spinto a continuare a cercare il perché. E poi negli anni ho capito il perché ed è quello che l'ha spinto poi a tornare in politica. Adesso che io so che è stata la politica a portarmi in galera, se io tornassi indietro sapendo che sarei in galera rifarei il Presidente della Repubblica, perché non c'è cosa più bella che poter rappresentare la tua gente e la tua terra. Io lo faccio. Sorridi per favore. La difficoltà più grande che hai trovato nel girare il film e nel montarlo, anche nelle operazioni di ricerca, so che hai fatto diverse ricerche dei filmati, dei momenti più importanti. La difficoltà sicuramente è stata quella di reperire il materiale d'archivio storico in questi 20 anni di Sicilia, ma la difficoltà più grande è stata quella di entrare nella vita di un uomo, nel suo intimo, intervistare la sua famiglia, far parte per un certo periodo di questa famiglia, conoscerla e capire quali sono i punti di forza e le debolezze, quindi la difficoltà più grande è quella di interpretarla e cercare di restare esterno per raccontarla al meglio.
L'aspetto umano è quello, affrontare un certo tipo di storia, questo tipo di storia che è unico nel suo genere, ricordiamolo, questo sicuramente è stato forse l'aspetto più difficile. Comunque è già un successo, la sala è piena, ci saranno altre proiezioni, Presidente, che programma avete sul film? Verrà circuitato anche nelle altre province? Mi sono molto meravigliato perché hanno messo il trailer, così si dice, trailer di questo film, dicendo che tutti quelli che si volevano prenotare dovevano pagare una modica somma di 20 euro che va in beneficenza, e stasera vi faremo vedere con i soldi di questo film che cosa stiamo realizzando in Burundi. Dopo 24 ore c'era già il tutto esaurito, quindi è una cosa che mi ha molto impressionato, devo dire favorevolmente. Non è escluso che ripeteremo la proiezione nelle altre città, però quello che mi preme dire, lo voglio fare qui davanti al regista, e ringraziarlo perché ha fatto tutto questo con grande passione, con grande spirito di volontariato, non ha preso una lira da nessuno, lo voglio dire, ci ha creduto, è un giovane regista molto bravo, ma questo lo vedrete voi, e mi auguro che il racconto di questa mia storia possa essere per lui l'apertura di un importante percorso nella cinematografia. Lo porteremo comunque nei festival del cinema, sia in Sicilia ma anche in Italia. Come ex Presidente, come mai? Invitato, vengo ad abbracciarlo, a salutarlo, poi me ne andrò perché mi era sfuggito che ho un incontro a Catania alle 8 e quindi mi dovrò precipitare. Poi non so se il film dura 1768 minuti, siamo rovinati. Presidente, parliamo anche del suo movimento, l'MPA in giunta con vista le prossime elezioni anche di Catania, siete in giunta anche con Schifani, ecco, qualcosa in merito? Dal momento della fondazione in poi questo movimento è stato collocato nel centrodestra e fino ad oggi è collocato nel centrodestra. Presidente, anche lei ha voluto essere presente qui, una sua impressione, insomma, come mai? Sicuramente è interessante vedere questo documentario che narra la vicenda Cuffaro, ritengo in tutte le sue sfaccettature umane, politiche, sociali naturalmente, quindi lo guarderò con attenzione. Ho seguito questa vicenda anche da vicino perché sono molto legato a Totò Cuffaro e quindi sicuramente sarà una serata interessante e propositiva, anche perché la nostra Costituzione prevede che la reclusione abbia una funzione rieducativa. Io ho visitato, ho presentato tante carceri e posso dire purtroppo che a volte alcune di queste non rispondono al dettato costituzionale. Silvio, anche tu hai voluto essere presente a questa iniziativa, no? Sicuramente, penso che sono qui anche io come osservatore, anche se in qualche parte del film dovrei pure vedermi se non lo hanno poi montato in quel modo, però sono qua per vedere un attimino ciò che Totò. Non l'hai visto in anteprima? No, non l'ho visto, no, assolutamente. È una bellissima iniziativa, quindi non è un dovere, è un grandissimo piacere. Oggi si festeggia un amico comune, un amico di tutti i siciliani, che è il presidente Totò Cuffaro. Sono anche io curioso perché non ho voluto nessuna anticipazione, quindi sono curiosissimo di vedere questo docufilm, 1768 giorni, che già a dirlo si impiega tanto tempo, a viverli penso un'eternità, quindi lui ha avuto la sfortuna di viverli e oggi invece festeggiamo questa sua rinascita. Ma pieno vuol dire che la gente ha apprezzato l'iniziativa, a parte che va a fine benefico. Quindi. Ma al di là della finalità benefica penso che è indiscusso l'amore che hanno i siciliani nei confronti del presidente Cuffaro. Siamo qua oggi, insomma, siamo in tanti, siamo tutti testimoni che l'affetto nei suoi confronti è incondizionato oltre che meritato. Francesca Donato, europarlamentare, ha voluto essere presente a questa proiezione, no? Assolutamente sì, per me è importantissimo essere vicino a Totò Cuffaro in una giornata così importante, assistere subito a questa proiezione che credo sarà, al di là di tutto, un documento interessante sulla vita di una persona particolare, straordinaria secondo me, che ancora ha davvero tantissimo da dare alla Sicilia
e sono curiosa, come credo che siano curiosi in tanti, di vedere come è stata ricostruita la sua vita in questo documentario. Lei ha deciso di sposare il progetto politico di Totò in Europa? Sì, assolutamente. Come mai? Perché ci credo, perché lo trovo un progetto molto saggio, molto sensato, molto attuale e soprattutto mi piace la prima delle cose che lui sta cercando di fare, cioè di creare un partito di giovani e di donne, ma non perché sono donna, ma per dare un segnale proprio, no? Di apertura alla società attuale, un partito che affronta i problemi attuali, contemporanei, senza rimanere ancorato a retaggi del passato, che insomma sono la cosa che verrebbe in mente a chiunque quando sente parlare di democrazia cristiana. Invece è un bel progetto nuovo, tutto da costruire, nel quale secondo me si possono fare cose molto importanti.